Abbiamo scoperto che l'amministrazione Degani ha speso 5 volte di più di quello che ha speso l'amministrazione precedente per i traslochi in provincia di Padova. Siamo su una cifra mostruosa, 675.000 euro, in una fase di stretta per gli enti locali, in una fase in cui la Presidente Degani e l'amministrazione provinciale ci hanno spiegato per anni che dovevamo restringere sui costi, che dovevamo tagliare, che dovevamo in qualche modo ridurre le spese. In realtà per i traslochi si è deciso di spendere questa cifra enorme e sono spesso traslochi che sono avvenuti tra una sede e l'altra o all'interno della stessa sede, con motivazioni spesso anche opinabili, nel senso che non erano necessari, e spesso e volentieri sono stati fatti per in qualche modo dare la possibilità ad alcuni evidentemente di avere anche delle fatture poi da mandare in provincia. È chiaro che questo ha disturbato il lavoro dei dipendenti e quindi ha reso anche più difficile la possibilità per l'ente di svolgere appieno e in maniera efficiente il suo lavoro, e quindi riteniamo che sia comunque, al di là anche delle risposte che finora sono sempre state vaghe su questo argomento, qualcosa di assolutamente poco idoneo e soprattutto poco chiaro per un ente pubblico come la provincia. Cosa vi ha risposto Degani? Negli anni non ci ha mai risposto, ci ha sempre dato vaghe argomentazioni, perché più volte abbiamo chiesto quanto si spendeva per i traslochi, che cosa servivano tutti questi traslochi. Spesso e volentieri le risposte sono state vaghe, superficiali, poco precise, e alla fine abbiamo dovuto noi andarci a fare i conti di quanto si è speso e abbiamo scoperto questa cifra enorme di 675.000 euro.